Ben ritrovati dalla redazione. Smottamenti, frane, strade difficili da percorrere e ancora emergenza maltempo nel Pordenonese che dopo i forti temporali che hanno interessato tutta la regione deve fare i conti con i danni. Nella notte tra martedì e mercoledì è proseguito l'afflusso di correnti umide sud-occidentali e altre residue piogge in genere moderate o localmente abbondanti che hanno interessato la fascia orientale della regione. Complessivamente l'episodio ha portato piogge abbondanti intense su pianure e coste, intense o molto intense sui monti, con valori fino a oltre 350 mm sulle prealpi Carniche e oltre 200 mm sulle prealpi Giulie. Notevoli le precipitazioni a Piancavallo. Proprio a Piancavallo si registrano danni ingenti allo Sport Hotel, dove 2 metri d'acqua hanno invaso lo scantinato della struttura. A Polcenigo, sulla strada che conduce a Mezzomonte, una vettura è rimasta bloccata tra 2 frane che hanno ostruito la carreggiata. Gli occupanti dell'auto che hanno dovuto prendere l'aiuto dei pompieri per poter incasare, così come i residenti che si trovavano a Mezzomonte e dovevano scendere a Polcenigo e viceversa. Proseguono le indagini che si stanno profilando, peraltro assolutamente non facili, nonostante alcune telecamere private installate in zona abbiano ripreso la figura di un uomo a girarsi attorno alle auto in sosta per identificare l'ignoto vandalo che a grado ha fatto strage di pneumatici armato di coltello nella notte tra lunedì e martedì, un vandalo che ha causato danni vicini ai 10.000 euro, senza contare i disagi e le ore, se non giornate di lavoro, perse da parte dei proprietari, tutti i residenti nell'isola, che dovevano recarsi fuori sede. Porto Vecchio Trieste è iniziata la discussione degli emendamenti. È stato stabilito che dei 129 emendamenti dichiarati inammissibili, considerando che 7 di questi erano già stati bocciati con la votazione dell'Aula, i rimanenti 122 vengono congelati. Alcuni saranno ripresi in considerazione e ne sarà nuovamente valutata l'ammissibilità. Un'altra parte verrà ritirata dagli stessi proponenti e altri saranno riscritti in modo di portare avanti in modalità concertata con maggioranza e uffici tecnici. Da 1 aprile 2025 la compagnia olandese Transavia comincerà per la prima volta ad operare con Trieste Airport con un collegamento con Rotterdam l'Aia 3 volte alla settimana, martedì, venerdì e sabato, considerato un mercato strategico per il nord-est. I biglietti saranno già acquistabili dal prossimo 16 ottobre sul sito e sulla app della compagnia. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi cielo da nuvoloso coperto con piogge abbondanti o intense e temporali, specie nel pomeriggio sera. Sulle prealpi piogge ancora localmente molto intense, specie sulle prealpi Giulie e sulla costa vento da sud o sud-est moderato, più sostenuto nel pomeriggio a Lignano, con possibile mareggiata. In serata potrebbe entrare vento moderato da nord in pianura, di Bora sulla costa, in quota vento da sud-ovest moderato, in serata girerà da nord. Temperature minime in pianura fra 14 e 17, le massime fra 17 e 21 gradi, sulla costa minime fra 16 e 19, le massime fra 20 e 22 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.